La scheria Carcassuno, fa pladetense. Mon père era de Carcassuno, de la Barbacano, è un quartier che si trova al piede di città. E mia madre era di un villaggio, proche da qui, Bilovasi. E nasceri 3 anni après sul mariachi. Fa che ageri due infanzos, uno urbano e l'altro alla campagna, al villaggio. Alla Bilo, miei grandparents e miei pairis erano al piede di città, fa che i fans abbiano le paesaggi di città di mai visto. E come veiet, a me mon padre, che ero calmavo l'istoria, mi veiet le gute dell'istoria. E al villaggio ero la natura che mi interessava, la bestie, le plantas. E la bido das paesans del temps de 1940, che ero giovanotto, jusqu'à 1950, vuol dire che era un momento dove io avevo il pastore meccanico, io avevo i trattori, io avevo i chavals, i bios che tiravano le carretos. Bon. E appena vista tutto aquel bido si cambiava picciù a picciù per la guerra. Allora pensi che ma buca sia un archeologo, la teni da co, le gusti dell'istoria in costato, e appena la natura, so che l'uomo trasformava per suo lavoro quotidiano. Il y a eu 12 préhistoriens avant io al Collège de France, l'abbé Breuil e André Leroy-Gourhan, che erano dei paleolitistas. Erano pas specialisti di ciò che fai. Cal dire che pendent longtemps in Francia, la periodo che io studiai, il Neolitico, fosque pas pla studiato, fosque abbandonato. E io, ma generazione, ha fabbricato il Neolitico, se lo fai scusare a dire, aveva mostrato tutto l'interesse da quel periodo. E insegnare per 13 anni al Collegio di Francia, fosse la prima ricerca, ad esempio, ai 400 anni, consacrato al Neolitico. E poi ha avuto dei successi per il momento. E poi mat da registrare dei conti, perché le contaire è un comedienne. Cambio sa voce, ti ripete che, alla vez, che il y a chi conta un po' tragico, o a poi, cambia completamente. E avevamo dovuto filmare, ma erano un po' tutti gli altri per fare la cosa. E abbiamo fatto anche i libri e sono molto contento di aver fatto perché mi ha fatto giù a io di fare una trasmissione dei patrimoni finalmente. Io mi incantavo di continuo quando ero piccionetto, ma non smairino. No, non tustuno, la suneto del Carcassuno, ancora per Bressà, che vendrà a Ciabalsus in Marrà, a Ciabalezzus in Pulinet. La soneto i vengudo a Ciabalsus in omulo, e le picciusse nanira al leit, can faraneit, a chi te dormichos. Quand ne pude fare l'archeologia, perché il y a des cose, l'archeologia basta, mi metti alla lingua d'oc e scrivi le canzoni, m'amuso. Mus parents cantavano tutti i tempi. Hanno pas avuto un obido più terribile, mus parents, ma avevano dei problemi d'argento, mi cantavano. E io a fine avevo cantato come co. E ora canti un po', fa delle canzoni e canti in lingua d'oc. Abbiamo un amico, Lauren Fournier. A co che lo dice la mituna? La mituna, sì, la mituna. È una canzone che hai scritto e un po' in souvenir ma fenno perché lì l'aveva appellato la mituna. In cadune la mituna, alla masum basel do, sa